appassionati di cinema, e la Sardegna ha una sua specificità sia autoriale, con molti registi che ogni tanto girano film e li girano nella loro regione, oppure di registi che magari poi ci racconterai come mai hai deciso di girare per gli ultimi due, Girotondo non era girato in Sardegna, vero? Gli ultimi due film in Sardegna, e quindi la regione è molto presente, ma è presente anche questa settimana sulle cronache di tutti i giornali. L'Axit ha attivato una piccola raccolta fondi, però vi invito anche, quello che cercheremo di fare noi, di non dimenticarcene tra qualche settimana, perché poi i media vanno così, adesso tutti pronti, poi ci sarà qualcos'altro che distrarrà l'attenzione, quindi sicuramente faremo altri film in ambito sardo e spero che avremo modo magari di avere altre informazioni, di sapere come vanno le cose, perché insomma, è stata una bella botta per quella regione. E quindi niente, il film stasera è così idealmente anche dedicato ai luoghi e all'isola in cui è girato. Quindi grazie all'Axid sempre di essere con noi e grazie a voi insomma, di essere intervenuti. Davide, passo a te la parola. Ringrazio l'Axid anch'io e niente, sono contento di essere qua in Toscana a fare questa prima, perché sono un po' di mesi, il film è uscito il 12 di giugno se non sbaglio, e erano mesi che chiedevo alla mia amica Sveva Fedeli della Mediateca Toscana se mi faceva fare una proiezione a Firenze, e non c'è stato modo di farla, ecco, perciò diciamo che oggi, che data è il 23, alle 3 novembre ce la facciamo, perciò diciamo, sono veramente contento. Altre città stiamo cercando di portarlo, per esempio a Palermo abbiamo lo stesso problema, sono 5 mesi che non si trova una serata o per fare una proiezione in un posto, e così altre città, perciò diciamo che le due serate che ha organizzato lo Stensen Michele oggi e domani, cioè le due proiezioni, sono qualcosa di importante. Lo dicevo 2 settimane fa al Chinodromo di Bologna per l'apertura della loro stagione, per 2 proiezioni come queste, che poi non sono delle cose che noi registi prendiamo alla leggera o per scontate, perché alla fine questa è l'unica vera forma di distribuzione che ormai c'è oggigiorno, una proiezione ad evento, una proiezione singola che riesce a raccogliere tanta gente, poiché la programmazione normale, standard, a 4 orari al giorno, 6 giorni a settimana, è un bagno di sangue e va malissimo per tutti, perciò questa sera è per me, grazie allo Stensen e a Michele che mi ha aiutato, è la miglior situazione possibile per far vedere il film. Grazie Davide. Io ne approfitto per dire, perché io ci metto la faccia, però questa è una proiezione che parte dal basso, cioè ci sono stati amici, conoscenti qui di Firenze che da settembre più o meno ci hanno detto dai facciamo la leggenda, vediamo come farla, troviamo una data, e quindi idealmente poi sono anche qui in sala. Li ringrazio tutti perché hanno tutti lavorato a spargere il verbo di Kaspar Hauser qui in Toscana. Abbiamo chiacchierato anche troppo, lasciamo parlare il film. Buona visione.